aria di montagna. Sono a Paularo per un giro in mountain bike, giornata stupenda. Vado a cambiarmi e si parte. Allora, lui è Max della Scuola Nazionale Maestri Mountain Bike. Oggi facciamo un giro, Max, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Facciamo un giro qua intorno a Paularo e diciamo esplorativo, è parte dei segmenti che avete tracciato e pulito qua intorno per un anello totale di 200 km. Su 8 percorsi. Su 8 percorsi, sì. Oggi Ok. ne ha una quindicina. Oggi è un giro esplorativo, facciamo un primo sopralluogo. Poi magari tornerò e faremo un altro giro più lungo. Partiamo adesso direzione? Direzione abbiamo la prima tappa è l'acqua Pudia, un'acqua che puzza ma fa bene. Ok, e tutto il giro è... e tutto il giro, e questo è l'intro perfetto, e tutto il giro oggi, un po' l'argomento sono le acque qua intorno. Questo giro è denominato il giro delle acque, abbiamo questa particolarità di avere appunto questa sorgente Pudia dove sgorga, fa un'alga di colore bianco, l'odore di uovo marcio, però fa molto bene. Raggiungeremo poi l'acqua ferruginosa, dove lì al contrario è un'acqua ricca di ferro, e infatti la fonte dove appunto zampilla è color ruggine. Ok, bene, andiamo. Ok? 2 chilometri e siamo arrivati alla prima fonte sulfurea. Qui c'è, diciamo, odore di uovo, ma è quello il suo. Questo è. Bello. Negli anni 70 la fonte scorreva qui dove potete vedere Adesso scendo. la fontanella con la panchina. Purtroppo nel corso del tempo terremoti e eventi atmosferici hanno modificato il corso, infatti qui zampilla solo un po', si è spostata di qualche metro e adesso esce di là. Eccola qui. Eccola qui, come purtroppo alla natura non si comanda. No. E lei esce da qui. Vuoi assaggiarla? Fa bene? Sì. Sa decisamente di uovo. Eccoli.
per chi vuole fare un giro più tecnico ci sono anche questi passaggi qua, per chi vuole venire in e-bike o con la bici muscolare come me, nessun problema. Comunque volendo c'è anche il passaggio semplice, che è quello che abbiamo fatto per arrivare fino a qua. Il percorso è tutto tracciato così, con i cartelli mountain bike e la freccia, quindi è facile. Poche più rivoltio, devi tornare un po' in davanti. Che spettacolo! Noi abbiamo un sacco di radici. Sì, non sono abituato al fondo così, sono più abituato al carso, però veramente bello. Questo pezzo di percorso nel bosco serve un po' per valutare le capacità delle persone che fanno parte del gruppo, come siamo noi in questo giro esplorativo. Quindi si capisce un po' come va in bici la gente e poi si decide un po' il percorso, la lunghezza, quanto tecnico, in base a questo percorso qua. Molto suggestivo in mezzo agli alberi. Abbiamo fatto la prima parte del percorso dove abbiamo visto la sorgente dell'acqua sulfurea. È una parte con dei passaggi un po' tecnici, però serve appunto per valutare il livello di chi c'è in gruppo e poi di conseguenza che giro si farà. Adesso siamo diretti di nuovo in paese e poi saliamo verso un'altra sorgente farraginosa e poi mulino. Sì. Ok. Che spettacolo, bellissimo.
l'acqua della centrale dove butto la gente. Dopo 4 km e mezzo abbiamo capito che il fondo è completamente diverso da quello a cui sono abituato a casa. Qua le radici la fanno da padrone, soprattutto se sono bagnate non è assolutamente facile. Ci sono dei passaggi tecnici molto belli, però bisogna arrivare convinti. Io non sono stato convinto e come un pirla mi sono accasciato senza sganciare il pedale, ma ci sta, fa parte del gioco. Comunque per adesso spettacolare, veramente bello.